Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Stanno riprendendo le giornate con le temperature miti e questo timido sole ci porta all'esterno, in quanto dopo l'inverno abbiamo un bisogno fisico di rimanere fuori, di sentire il sole addosso e di vedere anche una luce diversa. Infatti siamo fuori, stiamo osservando quello che in questo momento è possibile fare all'interno delle nostre aziende. Infatti sarà il momento di occuparsi della manutenzione del verde, perché gli ospiti che arrivano iniziano a sostare all'esterno e quindi iniziano a vedere che ci possono essere le primule, le prime viole, ma noi doverosamente dobbiamo creare un luogo che sia accogliente, ben curato e che possa far dire ai miei ospiti sono in una struttura che si occupa dell'ordine e della pulizia. Però per fare questo non tralasciamo la nostra cucina. Io infatti ogni tanto fuggo, prendo una boccata di ossigeno, poi ritorno alle mie preparazioni che per questo fine settimana prevedono le nostre paste ripiene, i bigoli con condimenti diversi o le fettuccine con le erbe spontanee raccolte, che segnano proprio l'inizio delle preparazioni primaverili. Ma ci sono anche le prime uova delle nostre gallinelle o altre preparazioni che non prevedono l'utilizzo della carne. A completare i nostri menù poi si possono gustare i dolci. Questo fine settimana ho preparato un dolce al cioccolato che serviamo con la crema pasticcera. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni, vi invito a prenotare il vostro tavolo e lo potrete fare sempre seguendo i contatti che trovate nelle nostre pagine social dove siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento rimango ancora un po' al sole ed aspetto il fine settimana. Ciao!